I piani marketing delle start-up di Primo Miglio saranno sviluppati da 8 studenti universitari della sede di Vicenza, risultato della collaborazione tra Fondazione Studi Universitari di Vicenza e l'incubatore di start-up manifatturiere della nostra città. Gli studenti di economia della sede universitaria Berica svilupperanno i piani marketing per la start-up di Primo Miglio. È questo il risultato della collaborazione tra Fondazione Studi Universitari di Vicenza e l'incubatore di start-up manifatturiero di Vicenza, che oltre alla fondazione stessa vede tra i soci Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Banca Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio del Veneto, Unicredit Veneto Banca, Studio Adacta e CGL, CISL e Will Vicenza. La professoressa Paola Signori del Polo Studi dell'impresa nella sede vicentina dell'Università di Verona ha individuato 8 studenti del suo corso di marketing, i quali sono già al lavoro per sviluppare le strategie più adatte e le modalità operative per il posizionamento e il lancio di 2 delle 3 start-up incubate. Le start-up interessate sono Team Kais di Cesare e Francesco Cacitti, che con una versione beta del prodotto già ultimata hanno ora la necessità di individuare lo specifico target di riferimento e il miglior canale di vendita per la propria stampante 3D low cost. E Team Varwin, guidato da Tommaso Morbiato, che invece sta sviluppando per la produzione una mini turbina eolica destinata a convertire in energia i venti di città. Questa collaborazione, continua poi la professoressa Signori, potrebbe essere il primo passo per commistioni future e anche più ampie tra università e tessuto produttivo locale. Gli studenti possiedono tutte le conoscenze per costruire un piano marketing operativo e svolgere un'analisi di mercato strutturata, spiega. Metterli alla prova con Primo Miglio significa anche costituire un progetto pilota per poi proporre queste competenze anche alle piccole e medie imprese del territorio.